Buon pomeriggio amici di Sportisidi, un saluto da Marco Gendoso qui per commentarvi la sesta giornata del campionato di Serie C1 Girone A che vedrà affrontarsi Sporting Alcamo e Athletic Club Palermo. Le due formazioni sono già entrate all'interno del palazzetto di Alcamo, maglia rossa per lo Sporting Alcamo, squadra di casa, maglia bianca invece per la formazione ospite dell'Athletic Club Palermo. Prima di scoprire il quintetto iniziale sia da una parte che dall'altra, guardiamo come sono arrivate queste due formazioni a questo match, perché da una parte abbiamo lo Sporting Alcamo che ha veramente iniziato il campionato in una maniera forse come mai e come meglio non avrebbe potuto, più che altro perché ha fatto 5 vittorie su 5, un inizio di campionato strabiliante per la formazione oggi in maglia rossa. Vediamo subito lì davanti Francesco Parrino. Possesso palla invece per la formazione in maglia bianca, quindi Athletic Club Palermo con Giuliano. La formazione ospite invece arriva con una grande vittoria nelle derby contro il Palermo Calcio a 5 con il risultato di 5-3 grazie alla tripletta proprio del numero 11 Giuliano, che è sul pallone. Prima manca veramente pochissimo all'inizio della partita con oggi come direttore di gara il signor Tullio Graziano, il signor Antonino Schifano e poi come crono Corrado Cosenza. Questa è la terna arbitrale. Nel frattempo stanno controllando le reti prima di iniziare questa partita. Nel frattempo vediamo Vallecchia, Fiorentino, anche Tuzzolino e tra i pali Mazzola. C'è anche una curiosità perché oggi l'Athletic Club Palermo presenta 3 portieri in distinta. Sono 3 infatti, abbiamo Claudio David, poi Riccardo Romeo e Giovanni Mazzola. Quest'ultimo parte dal primo, quindi 3 portieri, tante assenze, manca Delisi, senza all'ultimo minuto, una grossa assenza anche perché lo stesso calciatore classe 2000 aveva trovato il gol nella vittoria proprio contro il Palermo Calcio a 5, ricordiamo 5-3, ma prima di iniziare la partita c'è ancora tempo per le nostre statistiche, perché al momento lo Sporting Alcamo si presenta come il quarto miglior attacco del campionato con 19 gol realizzati, primo posto non soltanto in classifica ma anche appunto in questa speciale classifica. Per quanto riguarda invece la difesa, perché è la migliore difesa del campionato con 7 gol subiti. Non è da meno per l'Athletic Club Palermo perché ne ha subiti gol 4 in più e rappresenta la seconda migliore difesa di questo campionato. Un po' peggio invece dal punto di vista offensivo perché è il sesto miglior attacco con 17 gol fatti, 2 meno in realtà del Sporting Alcamo. Nel frattempo è tutto pronto, vi mostriamo anche il nostro tabellino che come sempre ci accompagna in ogni nostra diretta. Risultato di 0-0, la partita sta per iniziare, ricordiamo sempre i tempi sono 2 da 20 minuti per un totale di 40 minuti effettivi, perché è la grande novità di questo mondo del calcio a 5. Nel frattempo i direttori di gara stanno controllando che tutto sia ok, anche mister Miosi che sta allontanando forse per capire, forse si attende soltanto il fischio da parte dei direttori di gara, con Giuliano sul punto di battuta, partita che ricordiamo essere a porte chiuse ed è un grande peccato perché questa siamo sicuri sarà una grande partita. Anche la classifica lo dice, perché primo posto per lo Sporting Alcamo, quarto per l'Athletic Club Palermo e inizia adesso anche la partita con Tuzzolino, Vallecchia, subito pressione molto alta con Parrino, poi si va a centrare Giuliano, prova a girarsi, lotta subito con dell'aria, il pallone va da parte di Rosales, Cristian Hernandez Rosales, Martinez guadagna subito diversi metri, lo fronteggia Vallecchia ma non affonda il tackle. Adesso si torna da Hernandez, Martinez vuole puntare l'avversario, lo fa, poi si ferma sterzata e si torna da dell'aria. Martinez finta con la suola, sempre molto elegante, cerca di dire Parrino, lo serve adesso come l'anticipo, ma non riesce Giuliano, poi l'uomo più offensivo è Fiorentino, poi rovesciata subito, tentata da dell'aria, stava per combinare un gol incredibile sulla palla lunga di Hernandez. Lui aveva tentato questa acrobazia molto complicata, ma stava quasi per riuscire. Fiorentino, che lui è molto elegante, prova a passare in mezzo, riesce a passare, calcio adesso col sinistro, risponde benissimo Dalva, poi ancora una volta dalle parti del portiere, fa buona presa però Dalva e si riparte dunque. Martinez, doppio passo, fronteggia bene Martinez, oggi uno scontro con Vallecchia che probabilmente si presenterà più volte durante questa partita. Su quella fascia ci aspettiamo tanti duelli tra i due. Martinez, Parrino, le finte, poi si appoggia dal compagno dell'aria, ancora una volta
Hernandez vuole il destro, può calciare, viene fermato da Vallecchio in questo scoto da numeri 20, può ripartire poi Giuliano, molto elegante, va giù tutto regolare, si continua per la scivolata di Fiorentino, perfetto qui in fase difensiva, poi lotta ancora Parrino, questa volta però fallo da parte del numero 10 dello Sporting Alcamo, ed è infatti questa punizione viene ottenuta dalla formazione ospite, si riparte quindi con questo calcio di punizione, non è Fiorentino però non vuole battere, lascia lì a Vallecchia. Due non si sono capiti, Vallecchia, Tuzzolino in questa insolita posizione di centrale, manca, ricordiamo, Capitan Tubè, tanto va ancora giù Fiorentino ed è il secondo fallo, questa potrebbe essere anche un fattore della partita, sono passati praticamente poco più di 2 minuti, 2 minuti e 10 secondi per essere precisi, e già 2 falli per lo Sporting Alcamo che deve stare attenta, che potrebbe essere una soluzione. Quello scontro va giù, si continua, Giuliano con la punta, uno scontro con Hernandez che è riuscito a sgusciare via bene in realtà, poi però il pallone è terminato direttamente in rimessa laterale sul punto, anzi no, calcio di punizione. Martinez riceve il pallone, allarga il gioco da Hernandez, Martinez, dialogano bene i due, ancora sul fondo, potrebbe crossare, un attimo, viene portato direttamente sull'out di fondo da Fiorentino, che ha iniziato molto bene questa partita ed è un giocatore come lui ci si aspetta sempre qualcosina in più, perché si sa che tecnicamente è un giocatore molto valido, adesso deve dimostrarlo anche in zona offensiva partendo da dietro per poi trovare quelle che sono le sue soluzioni migliori. Nel frattempo in panchina c'è un grande portiere come Riccardo Romeo, ma anche dei giocatori molto interessanti come Tabita, Di Cara, giovani calciatori che hanno veramente iniziato bene il loro campionato. Tabita è stato infatti il protagonista nel match contro il Palermo Calcio a 5, sfida però di Coppa, perché se la ricorda, chiaramente è una sfida valevole per il primo turno di Coppa, con la vittoria dell'andata, poi intanto la conclusione da fuori, tentata da Fiorentino proprio per spazzare questo palla, diciamo la prima partita di Coppa vinta dal Palermo Calcio a 5 in casa, poi però in trasferta la vittoria per il Club Palermo. Parrino si gira, viene fermato da Tuzzolino, Vallecchia può ripartire il 20, sempre molto elegante, si ferma mezzo a due, proprio il tunnel, gli riesce in realtà, però la palla è terminata in out, rimessa laterale quando siamo arrivati a 3 minuti e mezzo di questa partita. Gioco un attimo fermo però, con Martinez dice qualcosa al suo avversario probabilmente, o forse anche a Parrino in realtà, si è capito che la direzione era la stessa. Intanto 3 uomini si riscaldano dalla panchina, rimangono seduti David, Romeo e Mosca, quindi si riscaldano Di Cara, Tabita e Pellitteri. Martinez, l'anticipo di Tuzzolino, questa sua insolita posizione da centrale. Fiorentino rischia tanto, la porta al spasso, poi allontana il pallone, completamente bloccato. Sarà quindi rimessa laterale per lo Sporting Alcamo. Batte direttamente Martinez, cioè dietro dell'area, che infatti c'è il pallone, può calciare, ci prova adesso, deviazione poi Parrino da sotto porta, non riesce a deviare il pallone in rete. Grande occasione qui per lo Sporting Alcamo che va vicinissimo più che mai al gol con questa conclusione da fuori dell'area, poi da pochi passi Parrino non è riuscito a ribattere in porta. Dribbling, Giuliano la tocca, poi sbaglia qui il controllo fiorentino, un errore sicuramente non da lui. Poi Martinez con l'esterno, poi a conclusione da fuori tentata da dell'aria, è sempre uno dei più pericolosi in realtà. Palla centrale, Fiorentino vuole girarsi, fa destro, calcio
calcio di punizione, è rimasto giù nel frattempo Fiorentino, però lo scontro comunque è a sfavore del calciatore in maglia bianca, quindi sarà calcio di punizione per lo Sporting Alcamo. Sul punto di battuta vediamo Dell'Aria che batterà questa punizione. In barriera soltanto Alessandro Giuliano, ma ha chiesto forse soltanto uno, Mazzola. La calcio di punizione, viene respinto, poi Giuliano prova a girare, tutto regolare, Dell'Aria si allarga e calcia, pallone che termina in out, palla adesso in rimessa penale, no, perché è stato calcio d'angolo. Calcio d'angolo, io si chiama uno schema perché effettivamente Hernandez ha alzato il braccio, infatti sì, uno schema, Parrino, poi mette giù, però la conclusione viene murata. Vallecchia col mancino cerca il palla verso Fiorentino, questa è una grande palla in realtà, poi direttamente dalle parti di D'Alba. Le finte contro finta, tentato da Hernandez, non riesce a passare, poi Fiorentino si appoggia, Giuliano direttamente da Umberto Vallecchia col mancino si appoggia a Giuliano, anzi Tuzzolino cerca palla al secondo palo, stava sbucando dietro le spalle Fiorentino, ma poi non è riuscito comunque ad arrivare sul secondo palo, dunque rimessa laterale. Sono passati 5 minuti di gioco, partita subito molto vivace, le due squadre sono già affrontate quest'anno con una vittoria per lo Sporting Alcamo con il risultato di 4-0, o meglio 0-4, però si trattava della gara di Coppa. Nel frattempo Tuzzolino trova una deviazione di Parrino, palla centrale, anticipato Giuliano, poi Dell'Aria, break offensivo, può calciare, cerca Vincenzo secondo palo Parrino che l'aggancia Parrino con la punta, viene murato l'ottimo intervento difensivo da parte di Vallecchia, poi scivola Giuliano, Valli, poi calcia ancora, ci ha trovato Hernandez col mancino, palla che si alza sopra la traversa, ma è pronto il primo cambio perché sta per entrare Di Cara al posto di Vallecchia. Adesso nuova linfa, freschezza in campo. Dribbling è molto rischioso, ma riesce a passare Fiorentina, poi con la suola salta nettamente Dell'Aria che lo butta giù, calcio di punizione. Questa può essere importante per Fiorentino, dovrebbe essere il terzo calcio di punizione conquistato nel giro di 6 minuti di gioco, perché siamo arrivati a 5,50 per essere precisi più che mai. Adesso vediamo chi andrà a battere. Che sul punto di battuta c'è Capitan Tuzzolino, nel frattempo un altro cambio perché intanto Pillitteri Tuzzolino in uno schema, ma il gioco che viene momentaneamente fermato. Pillitteri è entrato intanto al posto di uno stanco Fiorentino, aveva preso anche una brutta botta nel contrasto precedente, quindi rimane dal punto di vista tattico tutto uguale. Adesso appena si continuerà a giocare probabilmente lo vedremo anche conferma. Nel frattempo quindi calcio di punizione, nel frattempo mister Miosi sempre molto carico a dare indicazioni ai suoi ragazzi. Schema, può calciare e porta la palla lì, cerca la punta, la deviazione vincente con Giuliano che porta in vantaggio i suoi, vantaggio ospite, 0-1 il risultato con la punta. Probabilmente D'Alba non si aspettava questa conclusione da fuori, da posizione defilata più che altro, ci si aspettava forse un passaggio verso i compagni messi meglio, ma lui ha cercato con la punta. Bisogna vedere anche come l'ha colpita, perché la palla intanto è entrata in porta e quindi il risultato è di 0-1. Dell'Aria scambia con Hernandez, con l'esterno, Martinez la controlla con la suola, non si passa. Pillitteri che sembra molto concentrato adesso in faccia. Con l'esterno, Hernandez, Martinez vuole puntare, ottiene il sinistro, può crossare in mezzo la punta, poi Parrino lotta ancora e viene allontanata la sfera con Di Cara, ma anche con Giuliano, poi conclusione da fuori.
da parte di Hernandez, molto potente, ma nel frattempo primo cambio anche per lo Sporting Alcamo, esce fuori proprio Hernandez, entra invece Salvatore Finazzo, che va a battere probabilmente anche questo corner, e infatti è proprio così. Con la sola entra in zona di rigore dell'area, salta tutti, poi cerca il primo palo, Mazzola però attentissimo a chiudere in spaccata, tutto buono qui. Trova ancora una volta il calcio d'angolo, sul punto di battuta vediamo Martinez con i 2 uomini fuori, però con dell'area che infatti riceve adesso, ma viene anticipato da Giuliano. Grande partita per l'11 che poi in mezzo dopo a passare non riesce, Parrino la tocca con il sinistro, poi Martinez ancora, l'ultimo tocco però è di Tuzzolino, che sta giocando una grande partita anche in assenza di Capitan Tuve. Non solo ha preso il suo posto, ma ha preso anche la fascia da capitano oggi, il numero 6, ex Palermo calcio a 5. Palla sul secondo palo, vai Mazzola e allontana Capitan Tuzzolino, palla direttamente in rimessa laterale. Questo Sporting Alcamo sta cercando di schiacciare l'Athletic Club Palermo, la capolista al momento 5 vittorie su 5, non ha sbagliato un colpo. Martinez va giù, tutto regolare dietro di gara, si continua però dell'area, mette il pallone fuori, adesso il gioco è costretto a fermarsi con Martinez che dice al direttore di gara che forse ci sarebbe stato un calcio di punizione, non è d'accordissimo, infatti qua lo sta anche mimando, la prossemica abbastanza intuitiva. Nel frattempo un altro cambio perché c'è il tempo per Tabita al posto di Giuliano, quindi si posiziona in versione pivot con Di Cara e Pillitteri ai fianchi, Tuzzolino centrale, Martinez scivolata, riesce a passare Martinez, seconda palla al rimorchio e conclusione con la punta tentata da dell'aria, ancora una volta respinta dalla difesa ospite. Sta giocando una grande partita, infatti Martinez ancora continua a dire qualcosa al dietro di gara. Al momento ha messo in seria difficoltà Pillitteri 2 volte, lo ha portato sull'esterno, però riuscendo comunque a trovare qualcosa. Martinez cerca la potenza, forse anche un po' di rabbia visto i calci di punizione non fischiati prima, da lui invece ritenuti fallosi, non però per la terna arbitrale. Parrino la tocca, si ritorna da Mazzola, palla lunga con il petto dell'aria, la controlla, poi la porta con la suola dell'area allarga per Martinez e poi Mazzola mette in non in calcio d'angolo, invece sì, perché la palla era già terminata in out, poi Tuzzolino allontanato più che mai, ma il pallone era già terminato fuori. Ma grande parata ancora di Mazzola, che ha regalato un po' la classica parata di fotografi, quella che è molto bella dal punto di vista estetico. Frattempo calcio d'angolo, è uno schema, il tacco per Martinez che calcia, la tocca poi Pillitteri, sempre Martinez con il sinistro, partita molto bene il Sacco, sicuramente è uno di quelli che sta mettendo più intensità in campo. Nel frattempo scontro tra dell'aria e Tabita, vittoria di gara però premia la formazione di casa, quindi calcio di punizione. Martinez con l'esterno si appoggia, danza ancora sul pallone, c'è dietro dell'aria, ma lui non lo serve, va da Finazzo dell'aria, palla centrale, poi il primo tocco ha provato, è entrato Mirko Giordano, Mazzola però è uscito perfettamente in presa bassa a croce, riesce a fermare l'avanzato avversario. Dell'aria la controlla, allarga il gioco Martinez e poi Tuzzolino senza badare allo stile direttamente ad allontanare il pallone, più che mai trova anche una deviazione. Ottimo qui la fase difensiva da parte dell'Athletic Club Palermo, che sta giocando una grande partita. Fase difensiva sicuramente Tuzzolino sugli studi oggi, ma credo che l'encomio forse a tutti i giocatori, perché stanno impostando molto bene la partita, un po' anche come Mister Miosi probabilmente l'ha preparata in settimana. Nel frattempo ha sbagliato il controllo squadra ospite. Martinez punta, va sul sinistro, ma scivolata di Pellettere che non vuole concedere nulla, poi allontana anche un po' il pallone, un pizzico di esperienza, un pizzico anche di furbizia per il 10. Martinez alza il pallone con la testa, allontana Tuzzolino, si ritorna dalle parti di Salvatore Finazzo che la controlla,
poi rischia tanto qui dell'area sulla pressione di Tabita, riesce comunque a sgusciare via, poi la controlla Giordano, palla che viene ribattuta proprio sul piede del numero 5, rimessa laterale per la formazione allenata da mister Miosi. Nel frattempo piccolo break, arrivati all'11° minuto di gioco, praticamente, anzi al 9° minuto e 20 secondi in realtà di gioco, mancano 10:39. Partita molto interessante, molto bella in realtà, vivace, con il gol del vantaggio con Giuliano che da posizione praticamente defilatissima è riuscito a togliere la porta con la punta, probabilmente forse anche addirittura con l'esterno. In realtà bisogna riguardare forse l'immagine per capire come abbia colpita il numero 11. Fatto sta che comunque il risultato è di 0-1 per la formazione ospite, che al momento si trova al 4° posto in classifica e che con questa vittoria potrebbe veramente iniziare a dire la sua in chiave titolo, in chiave campionato, perché al momento sono andati 3 vittorie su 5 per l'Athletic Club Palermo. Ultima vittoria, ricordiamo, contro il Palermo Calcio a 5, risultato di 5-3 con la tripletta proprio di Giuliano, che sta attraversando un momento on fire. Nel frattempo nessun cambio, Tuzzolino, anzi no, perché è rientrato in campo Vallecchia al posto di Pillitteri, che sta avendo un po' di difficoltà in realtà con Martinez, però c'è stato un cambio anche per il Sporting Alcamo, non per quanto concerne i giocatori ma le posizioni, perché Martinez si è schierato sulla fascia destra e invece Finazzo è venuto qui a sinistra sotto i nostri schermi. Nel frattempo un altro cambio, perché è stato in campo anche Fiorentino, che riprende la sua classica posizione di laterale mancino. Scambio, palla a cercare un compagno, non lo trova, Finazzo in mezzo a due, lotta, poi Vallecchia inizia la sua difensiva, trova anche una rimessa laterale, non è d'accordo Giordano, sarà quindi rimessa laterale con Vallecchia. Tuzzolini allontana, poi la controlla direttamente Martinez, poi allarga il gioco. Qui forse si aspettava uno scatto da parte del numero 7, che però non è mai arrivato, dunque rimessa laterale regalata agli ospiti. Vallecchia con l'addome dell'area, palla in avanti, Tabita, grande aggancio, salta tutti, Tabita sul destro, poi Vallecchia e si divora il gol, ma grande aggancio di Tabita e grande dribbling con questo destro-sinistro che ha messo in sera difficoltà la difesa avversaria, è riuscito anche a trovarsi davanti la porta, poi ha favorito la conclusione di Vallecchia, che però non è arrivato a trovare la porta difesa da Dalba. Dell'aria, Martinez può puntare l'uomo, si appoggia con l'esterno, doppio passo, finta, ancora Martinez, salta tutti, poi va a terra Fiorentino, ma si continua. Tuzzolino, Vallecchia, Fiorentino, alza la pallone grande, qui la palla per Vallecchia che va giù, cerca anche un po' il contatto, però effettivamente c'è stato, dunque poteva essere calcio di punizione. Tutte le gare però non è stato dello stesso avviso, era molto vicino anche. Martinez, Dell'aria, c'è largo e lo riceve adesso infatti Finazzo. Dell'aria, allarga il gioco, Finazzo può rientrare col tacco, Dell'aria la controlla, vola il destro, poi il sinistro, Dell'aria sono tutti come dei birilli, poi il triplicato addirittura per scivolare come questo il pallone, palla sul secondo palo e palla all'esterno della rete, sfiora il gol lo Sporting Alcamo più che mai con Finazzo, ma grande palla da parte di Giordano che ha alzato la testa, aveva servito il compagno, tanto palla è alta con Dell'aria che sovrasta Tabita, anzi Giuliano che è rientrato in campo al posto proprio di Tabita. Tuzzolino vuole calciare, poi il palo, prima la tocca, poi il palo di Dalba, ma qui grande tiro di Tuzzolino che nonostante i metri fossero veramente tanti di distanza, lui non se l'è fatto dire 2 volte. Tuzzolino ma intanto con potenza a cercare forse una deviazione sul primo, non la trova invece la rimessa dal fondo lo stesso Dalba. Mancano 8 e 32 minuti e 32 secondi chiaramente. Hernandez rientrato in campo, non è rischioso, Dell'aria
dall'appoggio lo stesso Hernandez. Martinez si appoggia su Giordano, fa un buon lavoro, poi viene ostruito da Giuliano, si continua, Hernandez, Giordano, Dell'Aria, vediamo cosa inventa, serve adesso il compagno, adesso lo spazio, Dell'Aria, Giuliano la tocca e mette in calcio d'angolo, dunque ancora azione offensiva per lo Sporting Alcamo che si fa vedere lì davanti. Corner che verrà battuto da Hernandez, alza il pallone a cercare forse Dell'Aria che però ha anche fatto una smorfia al compagno, forse si aspettava una battuta decisamente migliore, la classica palombella che molto spesso negli schemi è il terzo. Nel frattempo il pallone è fuori, dunque viene ripreso proprio dal mister Miosi che si improvvisa anche come raccattapalle. Tuzzolino alza il pallone, può poco qui Giuliano, anche perché viene tenuto dall'ottimo intervento difensivo di Dell'Aria, che adesso allarga il pallone, può puntare l'uomo, Hernandez, Dell'Aria cerca un passaggio verso Giordano che la tocca con il braccio. Calcio di punizione quindi per l'Athletic Club Palermo che può risalire. Tuzzolino va in avanti, c'è Giuliano, poi il pallone viene allontanato dal neoentrato Saverio Castrogiovanni, poi Mazzola spazza il pallone più lontano che può. Rimessa laterale, zona offensiva con Hernandez che cerca un passaggio in mezzo, troppo forte, direttamente tra le braccia di Fiorentino che adesso batte questa rimessa laterale. Non è rischiosissimo di Fiorentino. Tuzzolino si appoggia, Vallecchia va giù, l'ho vista anche, invece no, perché il fallo è proprio di Vallecchia, forse per la trattenuta si è capito molto bene. Hernandez può puntare, vuole il destro, cerca la conclusione, lo stesso Vallecchia però non concede l'interno, dunque palla in calcio d'angolo. È uno schema Dell'Aria, la controlla, poi cerca uno spiraglio per i compagni, non lo riesce a servire. Fiorentino cerca, si intestardisce un po' troppo qui Fiorentino. Mancano 6 minuti e 50 alla fine del primo tempo, 3 falli ciascuno al momento commessi dalle due formazioni. Hernandez, Dell'Aria, la controlla, poi viene fermato immediatamente da Fiorentino che non concede esterno. Sarà rimessa laterale, sempre zona offensiva con lo Sporting Alcamo che sta cercando di assediare i propri avversari senza però riuscirci al momento. Sbaglia lo schema, Vallecchia, la controlla bene, poi Fiorentino va giù, tutto regolare, dietro di gara Dell'Aria, si allarga col tacco e poi Vallecchia fa un miracolo assoluto perché da lì Giordano probabilmente non avrebbe mai sbagliato, Mazzola sembrava in ritardo, Vallecchia lo aiuta, mette il pallone in calcio d'angolo e qui si salva l'Athletic Club Palermo. Castrogiovanni, Dell'Aria vorrebbe cercare la conclusione, poi serve il compagno, si trattava di Hernandez, pallone ribattuto, palla in calcio d'angolo, l'ennesimo di questa partita, lo schema classico con Dell'Aria che cicca la conclusione, poi Giuliano con la testa, Fiorentino, gioco di prestigio, va giù, si continua, poi non ci arriva però Giordano. Tranquillo Fiore! Vai per Mazzola, Fiorentino, Tuzzolino, quello che gioca adesso, Fiorentino, scambia con Giuliano, ancora Tuzzolino, difende molto bene qui l'Athletic Club Palermo.
Vallecchia vuole lo scambio, non deve riuscire ad arrivare Vallecchia! E poi la parata prodigiosa di Dalva! Si salva, ma grandissima azione da parte del TD Club Palermo con Fiorentino e Vallecchia che avevano confezionato l'occasione per il raddoppio, ma un super Dalva qui dice di no. Grande azione, qui cambio con fuori Fiorentino, dentro Di Cara. Palla in rimessa laterale, lascia scorrere. Dell'aria, calcio col mancino, viene deviato questo pallone però da Vallecchia che respinge. Castrogiovanni, Hernandez cercava Parrino per entrato al posto di Giordano che stava giocando una buona partita, ma adesso si cercano i gol di Francesco Parreno. Poi sbaglia qui Tuzzolino, non da lui. Probabilmente uno dei primissimi errori della sua partita. Doppio passo dell'aria, raga, il gioco per Parrino, riesce a passare Parrino con la punta, ci ha provato, ma palla che termina in out. È stato vicinissimo al gol e ha vinto il mismatch fisico contro Di Cara, sgusciato via e poi con la punta non ha trovato per la gioia del gol. Mazzola intanto in avanti, scontro, sempre Parrino, lotta, sbraccia, poi la tiene lì Vallecchia che va giù, tutto regolare però il signor Graziano e il signor Schifano. Tipo palla in movimento, quindi cambio di battuta dell'aria. Non abbocca Tuzzolino, può ripartire Tuzzolino, cerca la gioca di velocità più veloce ma non riesce a prendere il pallone, anche perché poi c'è una buona chiusura di Dalva. Dell'aria, c'è il pallone adesso con la suola, mette il pallone sinistro e poi Mazzola chiude sul primo palo. Aveva colpito quasi a botta sicura Castrogiovanni, ma Mazzola super salva i suoi. 0-1 il risultato, mancano 4 minuti di gioco in questo primo tempo, poi ci sarà l'intervallo. Ma lotta ancora lo Sporting con Dell'aria, sicuramente uno dei migliori oggi dei suoi. Poi la conclusione da poi di Hernandez, viene murata ancora una volta da Giuliano che non sta giocando per soltanto in fase offensiva ma si sta facendo vedere tantissimo anche in difesa. Castrogiovanni, Dell'aria, Parrino la controlla in mezzo a due, prova a girarsi, adesso in mezzo a tre, riesce sempre a tenere lui la palla, Parrino, poi Di Cara la tocca, l'arpiona e cerca un dribbling, Di Cara riesce anche a passare ma non il pallone perché termina in out, dunque rimessa laterale. Tocca Hernandez, poi non viene spazzato e comunque nuovamente rimessa laterale. Di Cara, prova la giocata, sbaglia tutto, può ripartire adesso Hernandez in mezzo a due, poi entra Hernandez, allarga e smorza troppo la sua conclusione. Mazzola era lì e poi dice ai suoi compagni calma, calma, non facciamoli tirare, questo sicuramente è il virgolettato. Poi Tuzzolino rischia tantissimo, fa una grande giocata di prima Giuliano, Vallecchia, c'è lo spazio per tentare il passaggio su Di Cara, poi Dell'aria contro Mazzola, il miracolo di Mazzola e poi cerca l'applauso da parte dei compagni, ma qui miracolo ancora una volta di Giovanni Mazzola che tiene in piedi i suoi. Un Atletico sta giocando una grande partita, però Mazzola oggi sta veramente salendo in cattedra. Tempo piccolo time out, mancano 3 minuti di gioco. Risultato per chi si fosse sintonizzato in questo istante di 0-1, come potete benissimo vedere nel nostro tabellino, ma decide al momento un gol di Giuliano che ha colpito da una posizione veramente defilatissima, con la punta, forse con l'esterno. Ripeto, bisogna riguardare le immagini, ma il pallone comunque ha toccato il palo e poi è entrato in rete. Sono poi
poi 3 falli per entrambe le formazioni. Si rientra in campo. Si riparte quindi con un calcio d'angolo perché Mazzola ha toccato anche questo pallone, l'ennesimo della sua partita, l'ennesima parata, forse quella più importante, ma c'è anche quella su Castrogiovanni che forse era anche un po' più complicata in realtà, sicuramente più vicina. Schema, Dell'Aria la controlla con il petto, la controlla, poi Di Cara non gli vuole dare l'esterno, va giù, controlla, calcio di punizione, rifiata la Athletic Club Palermo. E guardate che soprattutto il quarto calcio di punizione. Tuzzolino, la controlla Giuliano, sbaglia, poi Parrino, col tacco si gira, con l'esterno si appoggia, palla di ritorno da parte di Dell'Aria e poi la scivolata provvidenziale di Giuliano, che poi si tocca anche la zona lombare, probabilmente cadendo Dell'Aria si saranno scontrati, ma chiaramente tutto in maniera fortuita. Rimessa laterale, liberare Parrino che la controlla e calcia, brividi per Mazzola che era rimasto immobile. Questa volta se avesse preso la porta probabilmente nemmeno un super Mazzola avrebbe potuto fare qualcosa, perché aveva colpito la palla veramente con tanta potenza. Mazzola, Giuliano, la controlla Di Cara con la suola, l'ultimo tocco poi è del giocatore in maglia numero 20 di Hernandez, quindi rimessa laterale per l'Athletic Club Palermo. Vediamo fuori Vallecchia, dentro Pillitteri che dovrebbe agire su quella fascia. Vediamo. Giuliano fa bene qui, guardia, poi va giù, scontro molto duro con Dell'Aria, tutto regolare però. Doppio passo, Castrogiovanni si ferma, allarga Parrino con la punta e sempre Mazzola, ma questo movimento l'ha fatto più volte Parrino, far finta di andare incontro alla palla, poi la lascia scorrere, difende con il fisico e guadagna la possibilità di tiro. Lo ha fatto già diverse volte. Di Cara, vediamo se calcia. Di Cara cerca invece il secondo palo, riesce a passare Cara, adesso apertissima, manca 1,56 m. Castrogiovanni, Dell'Aria, Hernandez, punta l'uomo con l'esterno, si appoggia ancora una volta Tuzzolino super, poi va giù, calcio di punizione per l'Athletic Club Palermo. Adesso è il quinto fallo e qui bisogna stare attenti perché il prossimo sarà tiro libero e qui non può permettersi lo Sporting Alcamo di concedere un tiro libero. Pillitteri che si è schierato sulla fascia destra, quindi è tornato. Poi Fiorentino, palla perfetta per palla al secondo palo e poi Dell'Aria la salva, conclusione di nuovo e poi ancora una volta salva tutto Dell'Aria, che miracolo assoluto. Giuliano si fa complimentare col suo avversario, ma è un miracolo incredibile, a botta sicuro, ma grande azione qui con il Fiorentino che taglia il campo, poi cerca la conclusione Tuzzolino. Dicevamo quindi l'azione con il Fiorentino che taglia tutto il campo, serve dall'altra parte Pillitteri che con il sinistro appoggiato con l'esterno al compagno che è arrivato praticamente a botta sicura. Giuliano da lì però Dell'Aria in scivolata ha salvato tutto. Martinez entra in campo, Dell'Aria, sia Dell'Aria che Tuzzolino, i due centrali non sono mai usciti. Martinez cerca un'imbucata molto difficile. Mazzola va in avanti, cerca Giuliano che dice al compagno forse di non dargli più questi palloni aerei perché sono anche difficili da mettere giù. Manca un minuto. Sentite intanto le urla di Mister Miosi che vuole terminare questo primo tempo in vantaggio.
va sul fondo, poi cerca la conclusione, Mazzola chiude sul primo, palla in calcio d'angolo, ancora Sporting che attacca, Studio forsennato, anzi no, rimesso laterale, non calcio d'angolo, ma la distanza era comunque pressoché quella. Dell'aria, Martinez vuole il destro al giro, conclusione molto complicata. Palla centrale, Giuliano va giù, cerca verso una posizione che non arriva, Pillitteri, Fiorentino con il destro e la parata ancora di Dalba, poi si mangia la maglietta Emanuele Fiorentino che aveva confezionato una grande occasione, sarà quindi calcio d'angolo. Battuta in mezzo, sul primo chiude Dalba, poi va giù, si continua, Martinez, Tozzolino, non si passa da lui e poi alza il pallone, cercherà forse i compagni, ma era veramente complicato. Dell'aria, cerca Marrino, i due non si intendono, palla in rimessa dal fondo e applausi per Athletic Club Palermo. Mancano 11 secondi, bisogna forse giocare un po' col cronometro adesso. Tuzzolino cerca di trovare la porta, ma chiaramente era un tentativo di spazzare il pallone. Va in avanti, mancano 3 secondi, colpa di testa allontana e con questa azione termina ovviamente anche il primo tempo e infatti finisce il primo tempo, risultato di 0-1, partita bellissima al momento con il vantaggio di Giuliano. Noi vi lasciamo, ma vi raccomando soltanto per pochissimi istanti, piccolo break e poi si ritorna con il secondo tempo in esclusiva sui canali di Sportissimi di questa bellissima partita tra Sporting Alcamo e Athletic Club Palermo. A dopo! Buonasera e benvenuti a questa quarta giornata del campionato Elite Under 17 regionale Girone A fra SD Panormus e SD Fortitudo Bagheria. Lunga. Si lotta ancora a centrocampo, forse guadagna fallo, no, la Fortitudo Bagheria, palla lunga per Imperato, è uscito bene Federico e questa volta sbaglia il controllo. Palla dentro per il 7 e arriva il gol di Bellingardo e avanti la Panormus con Bellingardo, difesa della Fortitudo Bagheria un po' distratta in questa occasione, finta destro ancora sinistro, palla dentro, Battagliano per un attimo soltanto, poi scarica in porta la conclusione Sardina, scema Italiano ha recuperato invece Geraci, scambia il terzino destro la Palermo, si attenta alla conclusione Federico e poi il gol, si è inserito sulla ribattuta di Federico Fazio che fa il 2-0 per i padroni di casa ed esulta la Leo Messi. Vediamo se ci riprova, pensa un attimo di servire Mattaliano e invece va di nuovo dentro con la testa, ci aveva riprovato Fazio. Attenzione per la Panormus, palla dentro, invece era un tiro in porta da parte di Profeta. Si incarica del calcio d'angolo Bellingarda col mancino corto, ha dato l'illusione del gol per la Panormus. Si incarica sempre col mancino Bellingardo Federico, sta anche servendo un assist per il gran gol di tacco di Imperato. Palla dentro, si era inserito Cutrona con la testa, con la solita rimessa lunghissima, Ferrito con le mani, palla dentro, sempre il solito cross al centro, poi Mineo, palla per Rotolo che aveva riaperto la partita, c'è fuori gioco
Per fortuna della Panormus, fuori gioco. Fazio con la testa, bella sponda, l'ennesima per Imperato. Ha chiuso bene Costa. Bellingarda. Vediamo, stavolta parte sempre lui. Palla dentro, Fazio con la testa. Federico. Bravo Simo. Ancora un grandissimo stop di Imperato. Sempre Imperato sul pallone. Dentro! Bellingarda! Non è fuori gioco. Secondo direttore di gara. Bellingarda fa doppietta. Ed è 3-0 Panormus. Calcio di punizione. Vediamo se andrà nuovamente Mineo e Costa farà nuovamente la finta. Sì, ancora Mineo. Palla altissima. Con la testa Padovano. Mineo non riesce a gestire questa palla. Trapani lancia Imperato. Se n'è andato il numero 11 la Panormus. Tenta il tiro col mancino. E fa l'ultimo lancio. Probabilmente per i suoi. Kinsey sulla fascia sinistra, porta avanti la palla il 13, mette dentro il volo. Ferrito, palla dentro, Viola soltanto sfiora con la testa. Sorbello in area di rigore, la mette sul destro e prova. Palla che arriva a Kinsey. Davide Kinsey col numero 13. Dà una piccola speranza, comunque fa il gol della bandiera per la Fortitudo Bagheria. Palla lunga di Costa in area di rigore della Panormus, ha staccato ancora Mattaliano. Trapani a lottare e finisce qui. La Panormus conquista i 3 punti in casa contro la Fortitudo Bagheria per 3-1. Ben ritrovati per la sesta giornata del campionato di promozione Girone A. Si sfidano la squadra di Cassia San Giorgio Piana contro una squadra storica che ha sempre fatto questi campionati, promozione, eccellenza, è il Camarat. Passaggio filtrante chiuso ancora dall'ottimo Ciancimino. Palla ora lunga per Sané che forse in posizione regolare, Sané, tiro! Rete! Sané la sblocca dopo 4 minuti di gioco. Subito in vantaggio i nostri, Giorgio, subito in vantaggio, subito, che bellissima questa palla filtrante. Attenzione Carioto, il sinistro, intercettato. La palla rimane lì, dove c'è Ciancimino, che prova anche lui col sinistro, il tiro in porta. Intercetta il portiere, ottima pure questa azione. Camarat sull'out di destra, dove c'è Tricoli a fronteggiare l'avversario che però gli spacca, gli scappa in tenario, la mette in mezzo. Pericolo. Non ci arriva per un soffio Marchica in questo pallone che era arrivato dall'out di destra. Qui rischia, attenzione, il Camarat in avanti, la parata di Belmonte, miracolo, qui di Belmonte, Vittorio. Le nostre torri migliori sono in aria, Cariotto, Fabio Gaglio. Arbitro serio, in mezzo per Sané che la spizza, rimane lì Tarantino, sinistro! Di poco, sopra la traversa. Ci arriva. Malotte ci arriva. Bravo Cuccia qua. Serio, può provarci. Ci prova il destro! Da fuori. 2 tempi il portiere. La visione del portiere. Si concentra serio. Fischia l'arbitro. Parte serio, il destro a giro! La parata qui di Priolo. Il Panepinto si gira 2 volte. Che giocatore Panepinto? Alla ottima prestazione delle Camere. Attenzione con il numero 8 che ci prova. Si distende ancora Belmonte. E ancora Belmonte 2 volte! 2 volte! Secondo il guardalinea. Panepinto. Attenzione al secondo palo dove c'è solo Muratore. Ci prova qui il destro del numero 9. Palla per Gallo. Gallo che può tagliare il campo a metà. Gallo per serio. 1 contro 1. Finalmente un 1 contro 1 Jack serio. Ci prova col sinistro. La palla rimane lì. Giovenco! Incredibile Giovenco. Ma la palla non è uscita. Ancora serio. Cerca il cross. Il numero 6 la mette fuori. Cariotto la controlla. Cariotto il sinistro. Davide Cariotto 2-0, sempre il bomber.
Siamo tornati live per il secondo tempo di questa bellissima partita tra Sporting Alcamo e Athletic Club Palermo, risultato di 0-1. Come potete benissimo vedere nel nostro tabellino, nel frattempo un cambio tra i pali per quanto riguarda la formazione di casa, perché esce il portiere d'Alba, entra invece Ronald Guerrero. Intanto si stanno controllando le reti. Guerrero dice qualcosa a Martinez. Purtroppo qui non riusciamo a sentire, però possiamo cercare di capire un po' dalla prossemica, forse di cambiare gioco quando si è pressati. Sto cercando chiaramente di capire, ma è veramente difficile, non possiamo vedere nemmeno il labiale da qui. Nel frattempo in campo c'è anche Finazzo, Parrino e poi chiude con la numero 11 Andrea Dell'Aria. D'altra parte Mister Muse invece sta continuando a dare indicazioni tra i pali, sempre Mazzola, che sicuramente il man of the match, almeno fino a questo momento, poi Tuzzolino, Fiorentino, Vallecchia e lì davanti Giuliano, quindi il quintetto che ha effettivamente iniziato il primo tempo. Non è lo stesso per lo Sporting Alcamo, perché Parrino non partiva dal primo minuto, così come Ronald Guerrero che non partiva. Ai loro posti giocavano Hernandez, in porta invece d'Alba, tempo Parrino è già sul pallone, vuole immediatamente tornare a giocare, vuole sicuramente tornare al gol. Una partita in cui effettivamente è stato anche vicinissimo più volte alla conclusione vincente, ma un super Mazzola e anche un pizzico di sfortuna a negargli l'esultanza al DS Francesco Parrino, che subito si sta caricando con Dell'Aria. C'è qualche problema ancora con le reti, perché di gara i signori Graziano e Schifano stanno controllando. Rimane invece lì il crono Cosenza. Nel frattempo è tutto pronto, adesso dovrebbe essere tutto sistemato. I due tecnici sono in panchina, quindi sta per cominciare il secondo tempo di questa sfida bellissima tra Sporting Alcamo e Athletic Club Palermo, con il primo possesso per i padroni di casa. Dell'Aria, giro palla, Martinez allarga tutto, e forse anche quello che hai detto Guerrero, chissà. Martinez va a portarlo lontano, Vallecchia, tutto regolare, Parrino, Dell'Aria, Martinez può puntare l'uomo, ci pensa, poi va sul sinistro, chiude Vallecchia, chiude la strada. Dell'Aria, Martinez la controlla con la suola, poi si appoggia Parrino, palla però che è terminata già in out, dunque rimessa laterale per l'Athletic Club Palermo, con Vallecchia sul punto di battuta, va in avanti Fiorentino, non c'è un appoggio, infatti va lungo, Giuliano la controlla benissimo, Vallecchia, poi scorta il pallone fuori Tuzzolino, palla in rimessa laterale, Fiorentino, Tuzzolino alza il pallone, Martinez, Dell'Aria che ha aumentato il suo raggio d'azione, va sul sinistro, cerca forse un passaggio, forse una conclusione, viene comunque portato sull'esterno, palla in rimessa laterale, zona comunque offensiva, va dritto verso la porta, c'era Parrino pronto a intervenire, Mazzola invece blocca serenamente, Tuzzolino, palla che termina fuori, Martinez allarga, Dell'Aria cerca Parrino, lo trova, va di ritorno per la punta di Dell'Aria, che però detto per anticipare con il destro, forse col sinistro avrebbe trovato anche probabilmente un'occasione migliore. Giuliano
la tiene lì, poi l'ultimo tocco è della squadra di casa, quindi rimessa laterale per l'Athletic Club Palermo con Vallecchia, va centrale, Giuliano arpiona tutti i palloni oggi. Fiorentino sbaglia il tocco, poi lotta con Dell'Aria che rimane giù, calcio di punizione, primo fallo dunque di questo secondo tempo. Dell'Aria allarga il gioco, poi cerca il fondo Finazzo, trova però una deviazione che è la sua, quindi rimessa dal fondo con Mazzola e va lungo in avanti. Giuliano, spinta molto evidente di Dell'Aria, poi va lì, estende il suo avversario, era stato graziato prima, non dopo però. Calcio di punizione, qui vediamo se Fiorentino andrà verso la porta o se invece cercherà un passaggio, sembra piuttosto lontano. C'è anche Tuzzolino vicino. Probabilmente è uno schema, e infatti è così. Vallecchia punta, va sul fondo, cerca un passaggio, probabilmente ma viene fermato prima. Dell'Aria per Parrino che cerca di agganciare l'anticipo ottimo di Capitan Tuzzolino, che sta giocando una partita incredibile, poi col tacco ancora su Parrino, grande partita per lui. Fiorentino cerca qualcuno al secondo palo che però non è mai arrivato, poi dico questo è il pallone dello Sporting. Martinez allarga, Finazzo, Parrino, palla di ritorno ancora per Finazzo, la blocca attentamente Mazzola e si riparte con Fiorentino che ha avuto un'occasione in precedenza ma nessuno aveva seguito. Giuliano, grande qui il suo controllo, poi scivola Dell'Aria, ma tocca ancora Fiorentino, poi direttamente tra le braccia di Mazzola. Tuzzolino con la punta, Giuliano con grande lavoro, molto agile qui, baricentro basso di Giuliano che salta tutti, viene placcato da Parreno. Che calcio di punizione. Una magia da parte di Giuliano che sta veramente giganteggiando già in campo, non soltanto per il gol chiaramente. Calcio di punizione, da qui veramente ci immaginiamo uno schema, però Fiorentino ha lo sguardo di uno che in realtà vorrebbe cercare la porta, invece è uno schema. Mazzola cerca lui il tiro, però forse non è uno schema riuscito. Intanto da segnalare la presenza di Guerrero, il portiere dello Sporting Alcamo, un po' più avanti rispetto sicuramente al collega D'Alba nel primo tempo che stava molto sui pali. Lui invece piace giocare quasi, per utilizzare un termine da calcio a 11, però degli anni non sicuramente quelli odierni, da libero quasi, perché ha una posizione un po' tutta sua e infatti riceve il pallone. Guerrero allarga il gioco per Dell'Aria che cerca la conclusione, viene murato da Vallecchia. Qui ha presentato praticamente il quinto uomo lo Sporting Alcamo, ma con il portiere stesso. Questa potrebbe essere una soluzione anche per il restante tempo, mancano 16 di gioco. Dell'Aria, allora è molto complicato per Martinez che non può mai agganciare. Era un bolide probabilmente quello passato dal compagno. Palla alta, Giuliano lotta, poi va giù, tutto regolare per il radicale, si continua. Vallecchia allarga il gioco, Fiorentino e non trova la gioia del gol, l'aveva anche controllata bene, poi forse con il corpo non era messo bene, ha sparato troppo sull'esterno. Nel frattempo si continua con il quinto uomo, con Guerrero che infatti è stato messo sull'esterno, anche il cambio passo di D'Alba, forse anche per provare questa soluzione. Portiere molto tecnico, intanto conclusione con la punta, murata
qui se avesse preso il pallone Vallecchia, Guerrero probabilmente non sarebbe arrivato sul pallone perché era molto distante dalla porta in realtà. Guerrero, grande tecnica per lui. Martinez per Finazzo. Martinez, Finazzo si appoggia, Parrino, palla di ritorno e poi Mazzola va direttamente sulla porta, ma viene fermato in maniera irregolare da Parrino. E calcio di punizione, almeno questo dovrebbe essere stato fischiato, invece no perché rimessa laterale, dunque nessun fallo. Guerrero intanto, Ronald Guerrero dell'area e poi Martinez. Parrino, poi la tocca di Vallecchia, Mazzola era rimasto praticamente immobile, sarebbe stato anche beffato dal tocco del compagno, ma forse una preghiera da parte del portiere ha fatto terminare la palla in out, dunque calcio d'angolo e ancora azione offensiva per lo Sporting Alcamo con dell'area, va sul Siso, deve calciare, viene fermato ancora da un super Tuzzolino che cerca ma non trova Giuliano. Martinez, Parrino, allarga il gioco, Martinez cerca una botta potente sul primo palo, non trova però la gioia del gol e con Mazzola comunque lì. Mazzola che è un portiere che sulle palle basse è veramente molto complicato trovare come batterlo, però è anche normale che si calci basso, quindi il tentativo era più che consono. Parrino recupera bene, scambia con Dell'Aria, fa alzare il compagno, Dell'Aria sbaglia il dribbling, l'ennesimo, Vallecchia punta la porta, Vallecchia subito allarga per la conclusione, poi troppo sul portiere da parte di Tuzzolino che è arrivato forse un po' troppo morbido, poi lottano fino a arpionare il pallone, che fallo di Fiorentino che sembrava sulla palla, però forse la veemenza e anche il fatto che fosse da dietro ha portato il titolo di gara a fischiare questo calcio di punizione. Sono 2 i falli ciascuno al momento. Dell'Aria allarga il gioco e ancora azione offensiva per lo Sporting Alcamo. Sul punto di battuta vediamo Hernandez appena entrato con Rocca, primo minuto per lui. Rocca guarda la porta, poi il gioco viene fermato, calcio di punizione, fallo di Vallecchia su Martinez. È uscito dal campo per la prima volta Dell'Aria, al suo posto un altro centrale, Salvatore Rocca, il capitano di questa formazione. Lui ancora nessun minuto in questa partita, ma non è l'unico. Fra lui è entrato, ma c'è anche Monteleone o Sackman che ancora non ha fatto un altro minutaggio, l'altra parte invece Mosca, e poi i portieri David e Romeo. Calcio di punizione con Parrino, Josep calcia, è uno schema. Martinez di potenza, viene ribattuto da Vallecchia che sicuramente sentirà questa botta. Al momento c'è l'adrenalina in corpo. Rocca intanto allarga il gioco, Hernandez cerca l'1-2, Giuliano in mezzo a 2, non riesce a passare via. Hernandez, la ruleta, sguscia via, sempre Hernandez. Scambia con Rocca, poi cambia tutto da parte di Martinez. Martinez con il tacco, lascia per Parrino, poi Hernandez, diagonale, velenosissimo. Non trova però nessuna deviazione, palla quindi in rimessa dal fondo con Mazzola, nel frattempo riecca in campo Di Cara. Mazzola va a lungo, Giuliano, Di Cara, aggancia il pallone, vuole Zito, salta Di Cara! E poi Super Guerrero. Si chiedeva nel frattempo una trattenuta su Giuliano da parte di Rocca, Vittorio Cara però non l'ha sanzionata. Palla alta, Rocca di testa. Poi difende Pillitteri con il fisico contro Parrino, stava per complicare la vita, mancano 13 minuti di gioco, risultato sempre di 0-1 e poi la traversa da parte di Martinez, rischiato tantissimo la T di Club Palermo
con Martinez che ha centrato in pieno alla traversa, tanta sfortuna per lui, ma anche tanta facilità di tiro. Giuliano la controlla Martinez, poi Di Cara lotta e poi Pellettere, l'ultimo tocco è del giocatore in maglia rossa, e infatti rimessa laterale per l'Athletic. Tuzzolino, Giuliano la tocca verso Pellitteri, pallone che termina però dalle parti nuovamente di Guerrero, che si vede tutto lo spazio a disposizione. Guerrero, Martinez, centrale, Parrino, la porta ancora fuori, Martinez può concludere, poi Parrino con la punta, palla sull'esterno. Mazzola va a lungo, cercare Giuliano, direttamente però dal collega Guerrero. Martinez può puntare la difesa, doppio passo, va sul sinistro, lo ottiene, calcio in porta e col ginocchio Mazzola dice di no. Per una volta grande partita del portiere, poi parla ancora a cercare Rocca che aveva tentato una conclusione, viene fermato, Parrino ferma Di Cara ancora, Parrino poi allontana Tozzolino, mette una pezza gigantesca, mandato fuori Giuliano, dentro Tabita. Hernandez, palla spesa verso Rocca, Tabita capisce tutto, poi Castro Giovanni. Guerrero si continua a difendere di Palermo, avanza invece lo Sporting con Castro Giovanni. Hernandez, Rocca potrebbe calciare, ci pensa un attimo, poi si appoggia. Hernandez salta l'uomo, può calciare. Hernandez prende in pieno Tabita, anzitutto una bicicletta e viene fischiato un fallo. Non si è capito però che cosa abbia fischiato il direttore di gara. Potosè comunque calcio di punizione. Del cartellino giallo per Guerrero nel frattempo, che è direttamente dalla porta. Sarà calcio di punizione, ma nel frattempo anche Rocca viene a discutere, forse per difendere i suoi colori, ma non sono d'accordo. Uomini ospiti con il capitano Tozzolino che ha commesso fallo, ma non si è capito sinceramente su che cosa, anzi per che cosa. Frattempo calcio di punizione sul punto di battuta, vediamo Castro Giovanni, Mazzola mette due uomini in barriera, si tratta di Tabita e Di Cara, due under. Tanto Castro Giovanni, c'è un uomo soltanto in barriera che è Di Cara, perché Tabita si è staccato sul primo. Ma Castro Giovanni, numero 8, c'è libero dall'altra parte Hernandez, però potrebbe esserci infatti un blocco, vediamo. E infatti uno schema per Hernandez e c'è che il primo chiude troppo, però palla che termina fuori con Mazzola che la riceve e va subito lungo. Tabita la controlla, la porta indietro, poi riesce a controllare anche molto bene, scambia con il compagno, palla che termina fuori, rimessa laterale Sporting. Rocca, Castro Giovanni, le finte, si appoggia, Rocca, allarga il gioco molto bene. Poi la conclusione da fuori, Mazzola! Ancora una volta compie una grandissima parata su Hernandez. Bella qui la parata di Mazzola che va in alto, parata molto estetica per lui, mette tutto di fare il calcio d'angolo. Rocca, Hernandez può allargare, lo fa adesso, la controlla, poi punta e Mazzola va direttamente in porta con Guerrero che blocca, anzi respinge, non blocca. Guerrero va in avanti, ha lo spazio, può calciare col sinistro e non trova per pochissimo la deviazione sotto porta da parte di Giordano, è entrato con la cifra. Intanto aumenta il pubblico, aumenta il tifo oggi. Poi Di Cara, palla che termina in rimessa laterale. Rocca
allarga il gioco, Hernandez può puntare, cerca dall'altra parte, lo trova Castrogiovanni, non abbocca la finta però di cara, poi Tabita, il controllo, allarga molto bene Pillitteri per Tuzzolino, arriva, chiude sul secondo palo, l'ottimo intervento in scivolata da parte di Hernandez, è rimasto giù un uomo. Con Mazzola che è venuto subito a vedere le sue condizioni, si tratta di Castrogiovanni. Momento time out, dunque risultato di 0-1, mancano 10 minuti di gioco, 10:41. Siamo arrivati quindi a metà secondo tempo. Tra 41 secondi saremo esattamente a metà primo tempo. Vediamo le tattiche dei due mister. Tempo si rientra in campo per questi ultimi 10 minuti e 41 secondi di gioco. Sono 4 i falli da una parte e 2 dall'altra. 4 quelli realizzati, mesi commessi dalla formazione ospite, 2 quelli invece dello Sporting. Si riparte con la rimessa laterale con Di Cara che prende posizione sulla sinistra, lascia a Tuzzolino che cerca la direzione di Tabita, poi Castrogiovanni, sterzata. Hernandez cerca la conclusione, murato da Pillitteri. Si allarga, Rocca, ancora Hernandez, alla sbagliata del capitano. Palla indietro per Tuzzolino, cerca di spazzare, direttamente da Guerrero. Rocca con l'esterno la controlla, cerca i compagni, volle forse un 1-2, poi non riesce a passare Castrogiovanni, c'è Hernandez, non si appoggia, lo fa adesso. Va di ritorno, ancora per Hernandez, il tocco però è ottimo da parte di Pillitteri, quindi palla in rimessa laterale, azione ancora per lo Sporting Alcamo che guadagna anche qualche secondo perché sta lasciando le scarpe Castrogiovanni, adesso si può continuare a giocare. Castrogiovanni, centrale, l'anticipo di Tuzzolino, poi la conclusione da fuori, tentata di Hernandez e la parata ancora di Mazzola che sta compiendo miracoli su miracoli oggi, il portiere in maglia numero 30, classe 2002. Guerrero per Rocca, Castrogiovanni converge, si appoggia Hernandez e il palo questa volta salva l'Athletic Club Palermo. È un assedio dello Sporting Alcamo, che partita di Hernandez, tanto fuori Tabita, dentro Giuliano, poi palla per Di Cara che non aggancia, con Giuliano che cercava invece un calcio di punizione, Mima anche di essere stato agganciato ma non è d'accordo, di Di Cara. Rocca, Hernandez, sulla destra c'è Castrogiovanni, serve Hernandez, poi prova a girarsi Giordano con Vallecchia scivolata, Arpione, il risultato la palla chiaramente. Rocca, Hernandez, Guerrero, si gioca con il quinto uomo adesso, fa rientrare, cerca un passaggio in mezzo, non riesce. Guerrero, vediamo se calcia, un buon mancino, cerca invece Hernandez, deviazione, poi calcia direttamente Tuzzolino e non trova la porta. Ci aveva provato il capitano che adesso dice ai compagni di salire in pressione, di non concedere nulla agli avversari, controlla il difensore di Castrogiovanni, riesce comunque a controllarla bene. Poi palla alta per il controllo, esce Mazzola e poi palla in rimessa laterale, tutto regolare sul contrasto con Giordano che un po' zoppica. Hernandez allarga, ecco dell'aria, rientrato in questo secondo tempo
Si gira dell'area così soccicca la conclusione. Poi Hernandez apparecchia per Dell'Area, va sul destro Dell'Area e Mazzola in 2 tempi, poi non vuole velocizzare, vuole far su il pallone, va lungo adesso per cercare Giuliano con la testa e Guerrero non va nemmeno a tuffarsi, direttamente tocca il pallone, poi Tuzzolino come il tunnel sbaglia, poi non riesce a fare fallo, fallo invece Pillitteri, calcio di punizione, il quinto. Mancano 7 di gioco. Poi anche Pillitteri un po' nervoso, adesso il 10. Adesso ci sono dei cartellini. C'è tutta la panchina del Club Palermo in campo nel frattempo. David, ma anche Romeo. Tanto cartellino giallo per Tuzzolino e giallo anche per Pillitteri, giallo anche per Dell'Area e giallo anche per Castrogiovanni, no, per Giordano, chiedo scusa. Bene, 4 cartellini gialli, una pioggia di cartellini in questo momento. Mancano 7:46. Calcio di punizione, questo è il quinto. Ricordiamo che dal prossimo dello Sporting Alcamo sarà tiro libero. Anche mister Miosa a ricordare ai suoi ragazzi che sono a 5 falli, non bisogna più rischiare di dare delle possibilità allo Sporting Alcamo che, ricordiamo, è la formazione al momento capolista con 15 punti, 5 vittorie su 5. Sarà calcio di punizione, quindi con Dell'Area che si prende una rincorsa molto ampia. Mazzola invece sta sistemando la barriera con Vallecchia e Giuliano, con Giuliano che però si stacca. Vengono cercati di mantenere le marcature, però il calcio di punizione credo che da lì Dell'Area voglia veramente calciare. Intanto cartellino giallo intanto anche per un membro dello staff, della panchina ovviamente del Sporting Alcamo, non si è capito però a chi. Forse per Capitan Rocca, però Hernandez va da Dell'Area, forse per capire lo schema, chissà, credo che è fermo ormai da diverso tempo, però ricordiamo che con il tempo effettivo si può perdere quanto tempo si vuole. E invece forse è stata un'espulsione in realtà per un membro dello staff, dello Sporting Alcamo. Non sappiamo per quale motivo in realtà. Tanto Guerrero sta dando indicazioni ai suoi compagni, perché qualche istante fa aveva detto invece, ha suggerito a Martinez di guadagnare quanti più calci di punizione possibile. Effettivamente può essere un fattore. Va Dell'Area con potenza e Mazzola mette la manona e mette soprattutto in calcio d'angolo. Grande parata di Mazzola ancora una volta. Dell'Area la controlla, vuole il sinistro, suola, poi calcia verso il primo, Mazzola va comunque chiuso. Calciano sempre verso il primo palo lo Sporting Alcamo, intanto Mazzola va a lungo per Fiorentino che la tocca di testa, ma non trova nessuno. Dell'Area allarga il gioco, palla a cercare i compagni con Giordano che quasi stava per toccare, ma c'era vicino anche Castrogiovanni, pronto a intervenire. Vallecchia intanto, buona gara anche per lui. Tuzzolino, Giuliano la controlla con il petto come può, poi Fiorentino vuole il testo, lo salta, Fiorentino può calciare, Fiorentino e la blocca Guerrero senza troppi problemi in realtà, poi riparte in contropiede con l'esterno. Hernandez per Dell'Area, rientra Dell'Area e poi salva tutto Tuzzolino che viene abbracciato dal portiere e vi ricordo anche un time out e aumenta il tifo, lo sentite anche qui. Gioco fermo, mancano
6 minuti e 52 secondi, manca veramente un'eternità ancora, ma la gara è sempre sullo 0-1 con il gol al momento che sta decidendo la partita, quello di Giuliano, che da posizione veramente difficilissima riesce a trovare con la punta un angolo veramente impossibile. Nel frattempo la squadra di casa sta dando indicazioni a Sporting Alcamo, così anche mister Miosi chi dell'area sta cercando di caricare l'atmosfera. Da ribattere però. Calcio d'angolo, Guerrero riceve il pallone, allarga sul faccia sinistra, ancora Guerrero dell'area, cerca la sua posizione, non la trova, poi forse si appoggia, allarga tutto invece, poi con la punta Giordano dopo il pareggio e l'esultanza di tutta la panchina, pareggio dello Sporting Alcamo con Giordano che fa 1-1. Di Giordano che fa quindi 1-1, la pareggia, mancano 6 minuti e 33, il risultato adesso è di 1-1, manca ancora tantissimo però, la gara è aperta praticamente a tutti i risultati. Tipo mister Miosi dice ai suoi ragazzi di giocare con mentalità, con la testa. Tuzzolino, Fiorentino cerca un tocco con il braccio, non viene però ravvisato dal direttore di gara molto vicino. Fiorentino va indietro, Tuzzolino aggancia molto bene, poi centralmente dalle parti ancora Tuzzolino viene fermato da dell'aria, poi pallone in rimessa laterale. Fiorentino chiede al direttore dove battere. L'anticipo, Giordano, ruleta, chiude tutto Tuzzolino con la punta, poi Fiorentino, lo spirito compagni, viene sanzionato questo intervento come irregolare, calcio di punizione, rifiata la formazione di mister Miosi. Fermo intanto con Fiorentino che è rimasto giù. Calcio di punizione quindi con Tuzzolino, Fiorentino si va a mettere sulla fascia sinistra, questa Vallecchia e lì davanti Giuliano. Eccolo Fiorentino che si è ripreso con la punta e Guerrero qui spaccata, quasi preso in controtempo in realtà il portiere, sbaglia il tocco verso Tuzzolino che allarga senza problemi da Vallecchia, velocità Vallecchia, si ferma, la sterzata, può allargare, lo fa adesso Tuzzolino che vuole puntare sul sinistro, Tuzzolino poi si carica la conclusione, viene fermato però. Più bello, poi ancora una volta saltano, si va giù ed è calcio di rigore, però non ha trovato il gol la TD Club Palermo, però si era fermato in realtà Guerrero, ma intanto è calcio di rigore per la TD Club Palermo, calcio di rigore. Fiorentino va a prendersi questo pallone, vuole battere lui, il fallo è stato fatto su Vallecchia, se non abbiamo visto male, ma poi era stato realizzato il gol, ma comunque gioco fermo chiaramente, infatti Guerrero non ha nemmeno accennato una parata.
dal dischetto si presenta Emanuele Fiorentino. Fiorentino contro Guerrero, all'opportunità di riportare in vantaggio. Nel frattempo facciamo vedere anche Mazzola che sta probabilmente pregando che questo pallone possa entrare, perché mancano 5 minuti e 42 secondi, manca veramente poco, anche se in realtà, come ben sapete, nel mondo del calcio a 5 minuti effettivi sono veramente tantissimi, in più altri 42 secondi, insomma c'è veramente tanto da giocare. Sul dischetto Fiorentino che guarda il portiere, Guerrero quasi come Dudek a muoversi, a infastidire il suo avversario. Fiorentino però è immobile, sta guardando il suo avversario. Fiorentino, la conclusione! Fiorentino! Con l'esultanza a centrocampo spaccata, fa il gol quindi del 1-2 in trasferta. Gli ospiti sono sopra con il gol di Emanuele Fiorentino sul campo di rigore, e adesso deve sicuramente attaccare un po' di più la formazione di casa, che sappiamo che non se lo farà ripetere 2 volte. Poi il calcio sul secondo palo, lontana, Vallecchia, poi va giù Giuliano, intervento molto duro di Castrogiovanni. Qui Dell'Aria è infuriato col dietro di gara. Rimasto giù Giuliano, un contrasto molto duro, forse anche sul pallone in realtà, però comunque molto duro. Nel frattempo, ricordiamo, si recupera tutto, il gioco è fermo, ma 5 minuti e 23 sono veramente tanti. Il gioco si riprende, quindi può riprendere il gioco con Dell'Aria. C'è Guerrero molto largo, quindi ci immaginiamo il quinto uomo. Nel frattempo però lavoro in campo, bisogna sistemare quella zona del parquet. Sono 4 i falli realizzati, anzi commessi dallo Sporting Alcamo, 5 invece dalla Athletic Club Palermo. Dell'Aria allarga nuovamente, Guerrero e cerca la porta. Hernandez con la punta non è riuscito però a trovare la gioia del gol, perché Mazzola ha chiuso benissimo sul primo palo. Dell'Aria, Castrogiovanni, intanto si riscalda anche l'altro portiere Vidalba. Dell'Aria, Guerrero, poi palla a servire sul secondo palo e sbuca come un fantasma Hernandez. Esultanza verso la telecamera, fuori e Baggi verso la telecamera e fa 2-2, un pallone perfetto al secondo palo, è sbucato dal nulla Hernandez. Coronamento di una partita bellissima. Vallecchia vuole la finta, riesce a passare Vallecchia, cerca ancora il tocco morbido, non passa, poi Fiorentino e prende in pieno stomaco il suo avversario Hernandez, è rimasto giù, una posizione molto forte, anche se si chiedeva forse un tocco con il braccio. Gioco ancora fermo però. Fuori Fiorentino, dentro Di Cara intanto, il cambio di mister Miosi.
Dell'Aria che manda via l'altro numero 11 Giuliano. Dell'Aria. Pallone a secondo palo, la traversa e poi respinge Athletic Club Palermo con Giordano che non crede ai suoi occhi. Traversa Mazzola, anche battuto ovviamente. Guerrero cerca uno schema, poi Mazzola direttamente dalle parti e la porta avversaria non trova però la porta. Dell'Aria, Hernandez Dell'Aria, palla centrale, poi Mazzola si impegna nel tentativo di non concedere il corner. Calcio d'angolo intanto, mancano 3:42. Dell'Aria allarga ancora il gioco, cerca un po' dal secondo palo, Mora, sempre Vallecchia. Guerrero allarga per Parrino e respinge con i piedi Mazzola. Guerrero ancora, Parrino allo spazio, si affida nuovamente al compagno, al portiere. Guerrero col mancino. Dell'Aria, sempre Parrino, quasi una filastrocca. Dell'Aria, Guerrero, Ronaldo Guerrero, Dell'Aria, poi palla ancora secondo palo, sguscia via e poi allontana Di Cara, si salva. Parrino viene fermato all'ultimo, poi Tuzzolino cerca la porta addirittura dalla propria difesa. L'anticipo tentato e riuscito anche di Vallecchia, che si è spostato sull'out di sinistra perché sulla destra adesso c'è Di Cara. Sarà quindi rimessa laterale perché l'ultimo tocco è proprio del giocatore in maglia rossa. Mancano 2:57 secondi. Di Cara, Giuliano, Arpione, il pallone che in controllo, poi Parrino ed è fallo e tiro libero per lo Sporting Alcamo che può andare sopra questo match con Parrino. Giuliano non è d'accordo, dice forse di aver subito prima lui il fallo. E adesso Parrino contro Mazzola, lo stanno caricando anche dagli spalti. Sta sistemando i calzettoni, le scarpe forse Parrino, forse anche un rito scaramantico chissà per il numero 10. Mazzola invece lo sta sfidando dicendo calcia sopra di me. Il mediatore giallo per Giuliano intanto, l'ennesimo. Dell'Aria qui a caricare tutta la tifoseria, dicendo loro di alzare con i cori, di alzare il volume. Arriva sul punto di battuta contro Mazzola. Fiato l'attaccante numero 10 Francesco Parrino contro Mazzola che sta anche un po' ballando sulle gambe, forse tentativo di prendere Mazzola e slancio, tanto Mister Mio si è girato, non vuole vedere Mister Mio, si gira adesso Parrino, cerca la conclusione, Mazzola respinge il tiro libero non è impeccabile da parte di Parrino che ha cercato di piazzarla con il destro. Mazzola è andato invece benissimo in presa bassa, ha fermato tutto, istituto che rimane di 2-2. Dell'Aria, Parrino, Hernandez, Dell'Aria, si apparecchia la conclusione e calcia, deviazione. Mancano 2 minuti e 29 alla fine della partita, c'è ancora tutto il tempo. Dell'Aria cerca un tiro sulla porta. Mazzola va a lungo, cercare Giuliano, palla troppo profonda, Guerrero restituisce quindi il possesso allo Sporting. Poi l'anticipo da parte di Vallecchia che però non riesce a tenere i palloni in campo. Dell'Aria, Parrino, sempre Dell'Aria, c'è largo Guerrero, adesso è stato il pallone il numero 1.
l'anticipo, Giuliano fa giù conto dell'area, tutto regolare. Palla in profondità per Dicara, palla che termina da Guerrero, che allarga il gioco immediatamente su Hernandez, forse il migliore in campo insieme a Mazzola. Dell'aria, cerca la porta, vola Mazzola, ma non tocca il pallone, quando sta che comunque forse disturba un po' Giordano. Chiede scusa a Tuzzolino, era in battuta per Mazzola. Giuliano riesce a non fare i palloni rimessi dai, invece sì, invece no, perché non riesce. Manca 1 minuto e 35 secondi, come chiama anche Mister Miosi. Hernandez, Parrino, si gira, vuole la giocata in mezzo a due, riesce anche a passare, poi Mazzola mette tutti d'accordo. Giuliano, fallo di Dell'Aria, Dell'Aria, del quinto fallo, adesso rischia anche la formazione di casa, quindi al prossimo fallo qualsiasi squadra la commetta ci sarà un tiro libero o per l'Atletic Palermo o per lo Sporting Alcamo, squadre di casa che ne hanno già calciato uno in realtà. E intanto giallo anche per Vallecchia, l'ennesimo di questa partita. Va Guerrero a battere questa rimessa laterale. Parrino, Dell'Aria, Guerrero, palla ancora sul rimorchio, poi allontana Parrino, rimane lì la palla sul Giordano, poi Dell'Aria calcia, la tocca a Dicara, sempre Dell'Aria, e Mazzola blocca, poi cerca la visione con l'esterno, ma era molto difficile. Dell'Aria, Guerrero si incestica sul pallone, Dicara lo morde sulle caviglie. Parrino vuole lo spazio, sbaglia il tocco, poi la palla rimane ancora lì, non vuole commettere fallo. Guerrero allarga dalle parti di Hernandez, gioca con la punta, la porta, non la trova, poi Mazzola centrale, Giuliano la difende, conto Dell'Aria, non è fallo per il dito di gara. Parrino batte rimessa da molto rapidamente, Hernandez, c'è l'altro Guerrero vicino a lui Dell'Aria, lo serve infatti adesso, con l'11. Guerrero, lo spazio ancora per Hernandez, poi lascia via Tuzzolino, cerca la porta, Tuzzolino! E non trova la porta, veramente per questioni di millimetri. E qui ha rischiato veramente tantissimo lo Sporting Alcamo, mancano 14 secondi. C'è ancora tempo per l'ultima azione. Parrino cerca la conclusione, guarda poi Giuliano la porta. Guerrero cerca anche lui il tiro con la punta e fece qui la partita. Pareggio 2-2 tra Sporting Alcamo e Athletic Club Palermo. Esulta Mister Miosi, che forse avrebbe anche un po' più da ridire visto le due situazioni di vantaggio che non si è ritrovata, ma comunque un pareggio in un campo come quello dello Sporting Alcamo è veramente quasi come una vittoria, una formazione che aveva iniziato il campionato veramente al meglio con 5 vittorie su 5, adesso si ferma con questo risultato di 2-2, partita bellissima. Ricordiamo quindi il marcatore di oggi 0-1 firmato da Giuliano, poi pareggio di Mirko Giordano, poi nuovamente il vantaggio dell'Athletic Club Palermo con il gol firmato da Emanuele Fiorentino direttamente dal dischetto, poi il pareggio decisivo di Hernandez. Noi vi ringraziamo, amici di Sportissimi, qui da Marco Genduso è tutto, vi ringrazio e alla prossima.